Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siamo qui riuniti questa sera a celebrare i Santi Pietro e Paolo, patroni di questa comunità. A lui chiediamo l'intercessione, l'aiuto, davvero il sostegno per essere come loro, annunciatori coraggiosi del Vangelo, con tutti i limiti, con tutte le fragilità che ci portiamo ognuno nel proprio cuore, ma sostenuti, amati e chiamati da Dio per questo compito. Davvero chiediamo questa grazia stasera al Signore. E iniziamo questa celebrazione chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito
di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia.
Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherai la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Che non si venga a dire che lo Spirito Santo non ha fantasia, perché mettere insieme Pietro e Paolo ci vuole tanta, ma tanta fantasia. Da una parte abbiamo un pescatore, testone, orgoglioso, di sani principi, capace di grandi slanci di entusiasmo, come di capitomboli di memorabile ricordo. Dall'altra parte abbiamo un fine pensatore. Conosciamo bene le lettere di San Paolo, non sono così immediate, doverle leggere e comprendere. E la Chiesa ce le mette insieme, queste due figure, questi due pilastri, queste due colonne che reggono la Chiesa tutta nel mondo. E se lo ha fatto ci sarà un motivo. Non è che ci si inventa le cose o le cose si fanno a caso, mai. Non è mai così. Dobbiamo sempre ricordare, sempre, e Pietro e Paolo ce lo dicono in maniera molto chiara, che non dobbiamo avere paura della diversità. Anche la Chiesa non deve avere paura della diversità, anche se questa a volte vuol dire andare un po' in crisi. Papa Francesco l'ha detto, non bisogna avere paura delle crisi, ma solo dei conflitti, perché la crisi è testimonianza della vitalità di qualcosa, mentre nel conflitto si vuole a tutti i costi un vincitore e un vinto. Anche Pietro e Paolo hanno litigato, e come se hanno litigato? Se le sono cantate più di una volta l'uno con l'altro, ma mai, e poi mai, gli è passato per la testa di non considerarsi fratelli. Oggi è la festa di due figure uniche che sono unite da qualcosa di molto più grande. È Gesù che difende la loro unicità e allo stesso tempo li tiene insieme. Totalmente diversi, ma insieme fratelli, perché c'è Cristo che li tiene insieme. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
Questa è la risposta chiara che Pietro dà a Gesù alla domanda: voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. È proprio perché Lui è Cristo che Pietro e Paolo possono stare insieme. È proprio perché Lui è Cristo che ognuno di noi può permettersi di essere se stesso fino in fondo e senza paura, anche nelle nostre diversità, anche se questa volta ci può andare in crisi con i nostri fratelli e le nostre sorelle, ma abbiamo tutti lo stesso punto di riferimento, che è Gesù Cristo, che è il collante, che ci tiene tutti insieme. Pietro e Paolo sono grandi perché continuamente nella loro diversità ci indicano Gesù Cristo, il Dio vivente, che vive in mezzo a noi da risorto e vuole che anche noi viviamo da vivi come hanno vissuto San Pietro e San Paolo. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo. Preghiamo insieme e diciamo: accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Francesco e fa che il popolo cristiano, sotto la sua guida, progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa
e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che non fai mai mancare il tuo sostegno e conforto agli infermi, agli ammalati e a tutte le persone sofferenti, aiutaci ad alleviare ogni sofferenza con gesti di amore e vicinanza. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che sempre ci hai donato la tua pace, rendi ogni uomo e ogni donna operatori di pace, capaci di superare ogni conflitto senza l'uso della violenza e delle armi, ma con la ricerca della verità e della concordia. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Tu che non fai mai mancare la tua misericordia, accompagna sempre per intercessione dei nostri santi, Pietro e Paolo, la nostra comunità parrocchiale. Donale di crescere unita, capace di testimoniare con la propria vita la fede in te e di superare le inevitabili stanchezze e crescere nella speranza. Noi ti preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Qualche momento di silenzio, ognuno rivolge al Signore e porta davanti al Signore le intenzioni di preghiera che porta nel cuore. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli perché avvertano l'urgenza di annunciare ad ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Oggi ci dai la gioia di celebrare i 2 santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il Maestro e Dottore, che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e, associati nella venerazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna nell'alto dei cieli, Santo, Santo, Santo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i nostri santi patroni Pietro e Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti da questo sacramento ti preghiamo, o Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Ringrazio Don Domenico per questa presenza che ha condiviso con noi l'Eucaristia. Avevo invitato anche Don Andrea Santorio, ma mi diceva che finché è a Sacile gli è praticamente impossibile, essendo impegnato nei campi scuola della sua parrocchia. È sempre bello rivedere anche i sacerdoti nati da questa comunità, che hanno camminato insieme, e questa comunità che ha anche generato con la propria fede, con la propria vicinanza, con la propria esperienza, questi due sacerdoti. Vi invito poi, terminata la Santa Messa, a passare in oratorio per un momento di fraternità. Concludiamo anche, dopo questa fraternità nella preghiera con il Signore, anche una fraternità molto più concreta, ma comunque sempre bella e anche da sperimentare e da coltivare. Io ringrazio Don Silvano per l'invito a partecipare a questa Eucaristia, anche Don Tarcisio, presente. È un po' di tempo che insiste affinché venisse a celebrare l'Eucaristia, ma fa bene, insomma, è bello tornare anche dove poi tutto ha avuto origine. Ecco, se sono sacerdote oggi lo devo sicuramente alla comunità di Santi Pietro e Paolo, che tanto mi ha dato nei miei anni di servizio qui come animatore e presenza insieme a tanti giovani che comunque ben conoscete, che hanno lasciato il segno in questa comunità. L'unico inghippo che c'è è che sono parroco di una parrocchia che ha come patrono Santi Pietro e Paolo. E allora ogni volta che esca la concomitanza, quest'anno ho mandato il mio cappellano di 84 anni a celebrare la messa, perché così ho detto finalmente una volta vengo anch'io a fare Santi Pietro e Paolo nella mia comunità di origine, e sono contento davvero di essere qui con voi questa sera. Riceviamo adesso la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione dei Santi Pietro e Paolo vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Prima però ascoltiamo il canto finale e ringraziamo anche il coro che ha animato questa liturgia.